spettatore. Si nascondeva a Treviso da una zia uno degli assassini del 14enne ucciso a colpi di pistola a Roma. Si tratta di un 30enne rom, l'operazione dei carabinieri nella notte. L'omicidio di Anica è l'ipotesi degli inquirenti, la donna uccisa da Franco Battaglia forse per un debito legato alla droga, ma la famiglia rigetta l'ipotesi, il compagno ora sia fatta giustizia. Identificato il presunto autore dei recenti furti alle auto in sosta in zona Sant'Antonino nei pressi di Piazzetta Mozzato è un 25enne straniero. Incontro tra i vertici di Electrolux sugli esuberi negli stabilimenti, 373 in tutta Italia, 3 impiegati operai, 168 Porcia, 46 a Susegana. Sono arrivati ieri sera, spostati dalla chiesa di Santa Maria del Sile, i primi 6 senza tetto per i quali sono stati approntati posti letto all'interno del seminario vescovile di Treviso. 16 cani di razza barboncino sequestrati dai carabinieri forestali in un appartamento di Montebelluna in cui era stato installato un vero e proprio allevamento abusivo. La legge sul fine vita, bocciata in Consiglio regionale, non ferma l'associazione Coscioni. La Giunta può intervenire con una delibera per fissare tempi certi di risposta ai malati, dicono. Scuole paritarie Casugane interviene a sostegno delle famiglie, 950.000 euro all'anno alle scuole dell'infanzia e oltre 400.000 agli asili nido. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con lo sconvolgente omicidio del 14enne avvenuto a Roma. Ne sta parlando tutta Italia. Ebbene, le indagini portano direttamente a Treviso, dove nella notte è stato arrestato uno dei presunti killer. Si trovava nascosto a Borgo Mestre nell'appartamento di una zia. Dopo le procedure di identificazione è stato portato dai carabinieri al carcere di Santabona Dino Petrov, 33 anni, un passato criminale alle spalle per armi, reati contro il patrimonio e droga. Su di lui pende l'accusa pesantissima di aver partecipato all'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Roma nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sullo sfondo forse un regolamento di conti con il patrigno del ragazzo. Il cugino 26enne di Petrov, Korum, è già stato arrestato dopo essersi presentato dai carabinieri di Frascati, rendendo la sua versione. Attualmente si cercano altri 2 uomini. Dino Petrov aveva fatto perdere le sue tracce immediatamente dopo la tragedia, ma è stato rintracciato a Treviso dopo 3 giorni di fuga. Si trovava nascosto da una zia in un appartamento di Borgomestre quando alle 2 di notte i militari hanno fatto irruzione sorprendendolo nel sonno. Petrov non ha opposto resistenza. Non è ancora chiaro se l'uomo volesse scappare all'estero, anche approfittando dei contatti nella comunità dei rom stanziali. La stessa zia residente in città potrebbe ora rischiare l'accusa di favoreggiamento. Ci sono dei zii inglesi che abitano per regola, da quello che so, anche sopra di me, ma dopodiché non so altro. Un'azione lampo che ha visto coordinarsi l'Arma di Frascati con il nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, guidato dal maggiore Giovanni Truglio, e gli uomini del 4° battaglione di Mestre. Sarà ora la Procura di Velletri, competente per il fatto di sangue, a coordinarsi con gli inquirenti trevigiani e fissare l'udienza di convalida del fermo. Dispiace che sia chiamata in ballo anche la nostra città, che ovviamente nulla ha a che fare con questo episodio, però insomma faccio i complimenti alle forze dell'ordine che hanno seguito le tracce del responsabile, risalendo addirittura alla nostra città con l'auspicio che appunto venga fatta giustizia. E al carcere di Santabona si trova Franco Battaglia, arrestato ieri con l'accusa di omicidio volontario. Il caso è quello di Anica Panfile. L'avvocato Amadio, legale del compagno di Anica, Luigino De Biase, dice: per noi non ha agito da solo, ci sarebbero dei complici. Droga e soldi potrebbe essere questo il movente che ha scatenato il brutale omicidio di Anica Panfile. La 30enne è trovata morta lo scorso 21 maggio in un'ansa del Piave Aspresiano. Un delitto di impeto secondo l'accusa, un omicidio che si sarebbe consumato all'interno dell'abitazione ad Arcade di Franco Battaglia, il 76enne titolare della pescheria El Tiburon.
Prima la donna è stata colpita alla testa, probabilmente a mani nude, e poi con la stessa violenza soffocata comprimendole le vie respiratorie. Ma l'esame autoptico ha anche rivelato che Anika, assuntrice abituale di cocaina, aveva consumato quel giorno un quantitativo importante di stupefacente. Battaglia, arrestato per omicidio volontario e tentata soppressione di cadavere aggravata, portato in caserma dei carabinieri in via Cornarotta a Treviso, non ha detto nulla. Ha scelto, consigliato dalle sue legali, il silenzio. Si è dimostrato sorpreso dell'arresto da parte dei militari dell'Arma, che hanno proceduto con un provvedimento urgente. Ha acclarato infatti il pericolo di fuga del 76enne che in passato aveva vissuto diversi anni in latitanza. Nelle mani degli investigatori elementi che portavano a reputare imminente un allontanamento dalla Marca trevigiana. Battaglia si trova ora rinchiuso nel carcere di Sant'Abona. Nelle prossime ore ci sarà richiesta per la convalida del fermo e forse già nella mattinata di venerdì l'interrogatorio di garanzia. Soddisfatto il legale del compagno di Anika, che per tutti questi mesi non si è mai dato pace. Una bella giornata di giustizia, dice Luigino, sentito dal suo avvocato. Ho sentito Luigino, il quale era felice che ci fosse stata questa evoluzione, e sinceramente devo dirvi la verità, sono anch'io felice che si sia mosso il tutto. Questa mattina ho incrociato il PM e le ho riportato anche i ringraziamenti di Luigino. Poi aggiunge: Vedremo poi come andrà avanti il tutto, ma sicuramente dopo tutti questi mesi è stato un qualcosa quasi di liberatorio per Luigino. Sul consumo abituale di droga Luigino rimane scettico. Perché quando parliamo di abuso di droghe parliamo di una persona che poi in famiglia dovrebbe creare qualche problema, mentre con Luigino e con i figli non c'erano mai problemi. Anika, per quanto ne sappiamo noi, era una madre perfetta. Un omicidio che potrebbe aver avuto anche dei complici. Per come dovrebbero essersi svolte le cose, potrebbe anche essere plausibile la presenza di qualcun altro, non dico al momento del fatto, ma magari a supporto successivamente. Clamore, stupore, ma non solo. Queste le reazioni di Spresiano e Arcade, le due comunità dove viveva e lavorava Franco Battaglia, titolare di una notissima pescheria. Qualcuno non se l'aspettava addirittura, che ho sentito, questo sì, non se l'aspettava. C'è chi è rimasto sorpreso, chi decisamente no. Di fatto la comunità di Spresiano è scossa dall'arresto di Franco Battaglia. La percezione della gente è chiara: se è responsabile dell'omicidio è giusto che paghi per le sue azioni. Se uno è colpevole è giusto che paghi. Tra i clienti della pescheria Il Tiburon, qualcuno è ancora stupito che Battaglia possa essere coinvolto in un omicidio così scioccante. Certo, era presente nelle sue attività. Sì, sì. Cordiale con le persone, com'era? Lui era sempre stato un tipo un po' particolare, così, ma... Particolare in che senso? Direi un po' lunatico. Nervoso? Un po' sì. Qualche cliente, quelli che lo conoscevano meglio, lo sentivano alle volte dire che lui non c'entrava nulla con l'omicidio di Anika. Continuava a lavorare lui, non è che si nascondeva. Tanti andavano là e lo vedevano là, insomma. Però lo vedevano sempre sereno. Molto, molto tranquillo, sì, quello sì. Da Spresiano ad Arcade, dove Battaglia risiedeva, prima che gli investigatori gli mettessero sotto sequestro la casa, la comunità è divisa tra la paura e il bisogno di comprendere i dettagli di questa tragica vicenda. Ve l'aspettavate questo arresto? Dopo tanti mesi che non si sapeva niente, almeno siamo arrivati ad un arresto, insomma. Vedranno gli inquirenti se è stato veramente lui oppure no. Sta di fatto che è l'unico indagato. Di certo, qui in paese nessuno si permetteva di scherzare con lui. Dato il suo passato, era una persona non tanto raccomandabile. Battaglia viveva da mesi nel magazzino del negozio in zona industriale a Spresiano. Qui ad Arcade, nella casa sotto sequestro, tornava solo per prendere la posta. Sì, solo posta, stava sempre fuori, lui si prendeva solo le sue raccomandate poste e andava via. Nel frattempo, i sindaci di Spresiano e Arcade hanno espresso la loro fiducia nella giustizia. A distanza di 8 mesi dall'omicidio speriamo che si possa fare chiarezza su chi effettivamente lo ha compiuto questo omicidio.
Domenico Presti, sindaco di Arcade ed ex carabiniere del nucleo investigativo, aveva avuto modo di conoscere Battaglia. Credevamo che avesse comunque anche volto pagina, è ovvio, comunque questo un po' stupisce, quindi bisogna capire effettivamente adesso comunque le indagini cosa diranno e come è maturato, se lui è colpevole, come può essere maturato appunto questo crimine. Queste dunque le reazioni raccolte dal nostro Nicola Marcato tra Spresiano e Arcade. Noi adesso andiamo sulle strade della Marca, c'è stata una fuga ad alta velocità a Moriago della Battaglia, è accaduto ieri in tarda serata, un 39enne di origini marocchine era fermo in auto nei pressi del locale cimitero quando alla vista di una pattuglia di carabinieri ha iniziato la sua fuga. L'uomo, che è stato inseguito dai militari dell'arma, ha effettuato manovre di guida azzardate, passaggi con semaforo rosso e sorpassi, creando pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti. Grazie al coordinamento di più equipaggi giunti di rinforzo da parte della centrale operativa dell'Arma di Vittorio Veneto, il fuggitivo è stato bloccato in via Matteotti a Moriago della Battaglia. Successivi accertamenti hanno consentito di verificare che lo straniero era privo di patente di guida perché mai conseguita. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone e veicoli. L'uomo è stato bloccato, l'arresto convalidato ed è stato disposto dal giudice l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria al termine di direttissima stamane in tribunale a Treviso. Ed è stato identificato anche il presunto autore dei recenti danneggiamenti e furti alle auto in sosta in zona Sant'Antonino. Ne abbiamo parlato parecchio, soprattutto la scorsa settimana. L'arrestato, il denunciato, è un 25enne straniero. Indagine lampo della squadra mobile di Treviso e l'autore dei furti e danneggiamenti alle auto parcheggiate in via Colonna tra via Dandolo e via Zermanese la notte tra il 9 e il 10 gennaio ha un nome e un volto. È un 25enne di origini straniere residente nel Veneziano ma domiciliato a Treviso. È lui il presunto autore del gesto. Nella sua abitazione gli uomini della mobile hanno trovato diversi oggetti il cui furto era stato denunciato dai proprietari delle auto vandalizzate. 12 quelle prese di mira dall'uomo, 5 i furti messi a segno, 2 i tentati furti. L'attività investigativa svolta con la collaborazione della sottosezione della Polizia Ferroviaria di Treviso. Soddisfazione piena da parte del quartiere che subito si era mosso con il gruppo di controllo di vicinato. Ci sentiamo sollevati e finalmente anche più protetti. Sappiamo che a volte i tempi possono essere più lunghi perché proprio per essere discreti. È stato individuato presso la stazione dei treni, lì sottoposto a perquisizione. Addosso gli agenti hanno trovato oggetti atti ad offendere e così è scattata la perquisizione in casa. Il 25enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per furto pluriaggravato e continuato. Azione la sua che aveva innescato una mobilitazione di quartiere con la richiesta di avere telecamere, richiesta poi evasa dal primo cittadino che già 2 giorni dopo era con la polizia locale sul luogo del misfatto. Il fatto mediatico io credo che soprattutto ci aiuterà, mi auguro, con il sindaco e anche con le forze dell'ordine a mantenere l'attenzione su quest'area che noi da tanti anni denunciamo sia fatti criminosi, o comunque molto disdicevoli che possono avvenire qui, come gli incidenti d'auto. Quindi noi speriamo che il sindaco mantenga fede alle sue promesse. Sempre per la cronaca, nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via per San Floriano, nei pressi della strada regionale Postumi a Castelfranco Veneto, per un auto articolato finito rovesciato. Lo vedete, il conducente lievemente ferito è riuscito a uscire dal mezzo ed è stato trasferito in ospedale con un'ambulanza del SUEM 118. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del carico e del mezzo da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. Così dunque in via per San Floriano a Castelfranco Veneto. La cronaca sindacale ci porta a Quarto d'Altino, dove nelle scorse ore c'è stato l'atteso incontro sugli esuberi Electrolux. Adesso ci sono i numeri ufficiali dopo settimane sulle montagne russe: 373 gli esuberi totali negli stabilimenti italiani del gruppo svedese, la maggior parte in quello di Porcia, ma c'è anche la mannaia su Susegana. Porcia 73 impiegati e i 95 operai, Pordenone 13 impiegati la sede centrale, Susegana, che siamo noi,
30 impiegati e 16 operai. Sono 373 in tutta Italia gli esuberi di personale dell'Electrolux, 199 operai e 174 impiegati comunicati all'incontro all'Hotel Crown Plaza di Quarto d'Altino con la dirigenza dell'azienda. Un numero che tiene conto anche di quegli esuberi già previsti nell'accordo dello scorso settembre, ad eccezione dei 16 operai di Susegana. L'azienda ha proposto le solite modalità di gestione attraverso incentivi all'uscita, intorno sempre ai 72-75 mila euro di incentivo a chi volesse volontariamente accedere e il mantenimento nei 2 stabilimenti dove c'è già del contratto di solidarietà, quindi Porcia e Forlì. Una discussione, quella avvenuta nella sala conferenze dell'Hotel di Quarto d'Altino, che si è concentrata soprattutto nel cercare di capire quali siano le prospettive che l'azienda vuole offrire ai propri lavoratori, dato il drastico calo delle vendite e la difficoltà dello stabilimento in Nord America, che ha messo in crisi anche la produzione italiana. Un piano di tagli di 3.000 lavoratori in tutta Europa, così da recuperare 213 milioni di costi. Riteniamo che sia molto debole sulle risposte di piano industriale, di cosa pensano al di là dell'immediato recupero di costi che può derivare da una riduzione dell'organico, cosa pensano di fare sul mercato per riprendere quote che stanno perdendo. Faremo tutto il possibile necessario sia per tutelare meglio i lavoratori anche negli strumenti che vengono proposti, ma anche serve un ragionamento più di prospettiva, perché a noi sembra che tagliare sul taglio, accordo su accordo, sono stati fatti praticamente 4 accordi in un anno sulla riduzione degli organici, ma non si è visto in relazione ai risultati di questi accordi nessun miglioramento. Ritorniamo a Treviso, dove sono arrivati ieri sera i primi 6 senza tetto per i quali sono stati approntati posti letto all'interno del seminario vescovile. Ad accoglierli gli operatori della cooperativa Laesse, che gestiscono la nuova accoglienza voluta dalla diocesi e coordinata dalla Caritas. Si tratta delle persone che fino a 2 giorni fa dormivano nella chiesa di Santa Maria del Sile, accompagnati dal parroco Don Giovanni Kirchner e da alcuni volontari della comunità che in queste settimane si sono presi cura di loro. Già da stasera entreranno le altre persone senza dimora che erano in attesa di essere accolte nella Casa della Carità, coprendo così il totale dei posti, 12 in tutto. Lo spazio di accoglienza occupa una delle stanze del complesso che ospitava fino a pochi anni fa i corsi universitari per operatori della moda. Voltiamo pagina, parliamo di lavoro in nero. Ci sono i numeri definitivi ufficiali del 2023. Sono 202 le aziende controllate lo scorso anno, 540 lavoratori identificati, 70 risultavano in nero, un dato che balza agli occhi soprattutto in una provincia dove la piaga degli infortuni sul lavoro rimane al centro dell'attenzione. I militari hanno infatti intensificato i controlli del 30% rispetto al 2022, soprattutto nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Oltre 300 le inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e 65 i provvedimenti di sospensione delle attività. Complessivamente sono state elevate tra ammende e sanzioni amministrative oltre 2,2 milioni di euro. In questo inizio di 2024 i carabinieri della territoriale e del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato nuovi controlli. 16 le aziende controllate, 7 sono state sospese, 5 i lavoratori in nero. Dati che sembrano confermare il trend dello scorso anno. In un cantiere di Casale sul Sile sospese le attività di 2 imprese edili intente a svolgere lavorazioni in quota, la prima per non aver predisposto un parapetto per prevenire le cadute verso il vuoto e la seconda per non aver redatto il piano operativo di sicurezza. Analogo provvedimento è stato adottato in un altro cantiere edile nel comune di Vedelago, dove i lavoratori stavano operando sul tetto senza sistemi di protezione. Anche in questo caso il titolare non aveva provveduto a redigere il piano operativo di sicurezza. Nel settore agricoltura, sospese 2 aziende in cui stavano operando dei lavoratori intenti nella potatura e rilegatura delle viti. In un caso, durante un controllo effettuato a Ponte di Piave, è stata riscontrata la presenza di 3 lavoratori extracomunitari in nero, 2 dei quali irregolari sul territorio nazionale, mentre un'azienda a Motta di Livenza è stata sospesa in quanto stava impiegando dei lavoratori senza il documento di valutazione dei rischi. Sempre per la mancata redazione di questo documento è stata sospesa l'attività di un centro massaggi gestito da cittadini cinesi a Montebelluna. Infine, all'interno di una pizzeria da sport a Mogliano Veneto è stata riscontrata la presenza di 2 lavoratori in nero ed anche in questo caso è stata sospesa l'attività imprenditoriale.
16 cani di razza barboncino, 6 dei quali adulti, sono stati sequestrati dai carabinieri forestali in un appartamento di Montebelluna in cui era stato installato un vero e proprio allevamento abusivo finalizzato al commercio degli animali. L'intervento è stato condotto in collaborazione con personale dell'azienda sanitaria ULS 2. I cani sono in buone condizioni e sono stati riaffidati allo stesso allevatore multato per 1.500 euro ma con il divieto di venderli. E adesso andiamo nell'Alto Trevigiano, dove si vedono e si sentono gli effetti della chiusura della Valsugana, perché l'intera viabilità di quell'area è in tilt. La chiusura della statale Valsugana a causa della frana che si è staccata venerdì scorso dal massiccio del Grappa precipitando sulla ferrovia e sulla carreggiata sta mettendo in forte difficoltà la viabilità anche della pedemontana trevigiana. La strada che da Romano de Zelino porta verso Pieve del Grappa, Possagno e Pederobba fino alla Feltrina si trova a dover assorbire il traffico deviato dalla Valbrenta. Abbiamo visto aumentare notevolmente il traffico pesante e questo crea dei disagi, soprattutto perché abbiamo dei punti molto critici sia in centro a Crespano dove appunto passa la strada, ma soprattutto perché ci sono delle strettoie dove difficilmente due camion incrociandosi riescono a farsi strada. Abbiamo anche appunto altri problemi, condividiamo con Possagno alcune curve molto strette e c'è un problema, so che anche in Vallorgana Castelcucco, perché stanno facendo dei lavori e c'è un senso unico alternato e anche lì si imbottigliano i camion, quindi una ordinanza che appunto prevede una chiusura per 45 giorni ci preoccupa molto. E per questo oggi i sindaci si sono mossi con la provincia chiedendo l'apertura di un tavolo per affrontare la criticità. Stamattina confrontandomi appunto con la provincia di Treviso, col settore viabilità, chiedendo appunto se stavano ragionando sulla criticità presente sul territorio, ci è stato suggerito di chiedere la costituzione di un tavolo alla prefettura in modo che si possano affrontare e valutare soluzioni alternative visto il lungo periodo. Tra le soluzioni proposte quella di spostare parte del traffico sulla statale a Caerano. Il fatto, ripeto, di avere tutto il traffico che collega la parte trentina con il Veneto, passare di qua è sicuramente un traffico insostenibile per le nostre strade. Scendiamo nuovamente a Treviso per voltare pagina e parlare di scuole paritarie con Cassugana che interviene a sostegno delle famiglie, 950.000 euro all'anno alle scuole dell'infanzia e oltre 400.000 agli asili nido. Facciamo il punto. Sono oltre 2.300.000 euro i fondi stanziati dal Comune di Treviso per gli asili nido e le scuole dell'infanzia paritarie. 1.800.000 euro riservato all'infanzia per il biennio 2024-2025, più di 400.000 per i nidi per il triennio 2024-2026. Sappiamo che sono servizi estremamente costosi oltretutto e quindi incideranno positivamente, insomma, immaginiamo non solo sulle proposte educative ma anche in qualche modo su delle rette che sono delle rette che si fanno sentire negli stipendi dei genitori. Fondi che l'amministrazione è riuscita a mettere a disposizione intervenendo in aiuto alle famiglie grazie al ricavo proveniente dell'aumento dell'addizionale IRPEF che tanto aveva fatto discutere tra novembre e dicembre. È stata una delle scelte che abbiamo valutato nel momento in cui dovevamo decidere con un bilancio davvero una coperta tiratissima se chiedere uno sforzo piccolo a tutta la comunità a sostegno in questo caso dei più piccoli oppure se tagliare. Non abbiamo avuto dubbi come giunta di lavorare con un piccolo sforzo ma a favore del nostro futuro. E se di futuro si parla non si può non tener conto dell'effetto che la denatalità sta avendo sulle classi delle scuole trevigiane. Dati Istat indicano che nei prossimi 5 anni Treviso perderà oltre 300 bambini e Cassugana ha iniziato a pensare così a possibili accorpamenti degli istituti. Stiamo facendo dei ragionamenti che coinvolgeranno tutti gli attori, le dirigenti scolastiche, l'ufficio scolastico provinciale, le famiglie. Ovviamente stiamo ragionando per step. Quello che posso garantire è che per l'anno scolastico 2024-2025 non chiuderemo nessuna scuola. Sicuramente considereremo tanti fattori, non necessariamente quale scuola oggi ha più o meno bambini, ma valuteremo lo stato di salute degli edifici, quindi certo dove abbiamo investito in questo momento sarebbe assurdo chiudere e valuteremo anche la dislocazione territoriale delle scuole perché chiaramente dobbiamo garantire alle famiglie che se chiude una scuola ce ne sia una vicina in alternativa dove mandare il proprio figlio.
Di fine vita e delle polemiche seguite al voto di ieri sera in Consiglio regionale e non solo, parleremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, esattamente 24 ore fa vi davamo conto del voto in Consiglio regionale del Veneto sulla proposta di legge in materia di suicidio medicalmente assistito, detto anche fine vita. Come sapete il testo di legge è stato bocciato non senza clamore, non senza frizioni all'interno del centrodestra, in verità anche del centrosinistra, come vedrete, ma i promotori non si danno per vinti e si appellano direttamente alla giunta regionale, quindi al presidente Zaia. Quello che chiederemmo a tutte le consigliere e consiglieri che non hanno votato il nostro testo, la domanda è: scusate, ma per voi quanto tempo deve passare prima di rispondere a un malato magari terminale con sofferenza insopportabile? Quanto tempo deve lasciar passare la ASL per dare una risposta? Perché se voi sottointendete la parola mai, mai non è possibile, perché c'è il dovere da parte del Servizio Sanitario Nazionale e regionale di rispondere. Se voi rispondete mai, vi troverete una esposto denuncia, magari del malato, magari con l'aiuto di Filomena Gallo, perché questo diritto sia rispettato. Marco Cappato, in una conferenza stampa online convocata dopo il voto del Consiglio regionale Veneto contro la proposta di legge popolare sul fine vita, mette in chiaro la questione. La proposta di legge chiedeva tempi certi, 27 giorni, perché la richiesta di un malato venga presa in esame dall'ASL. Resta a prescindere dal voto del Consiglio regionale dunque la possibilità, così come stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Secondo l'associazione Luca Coscioni, la tempistica richiesta nella proposta di legge era adatta per esaminare la richiesta di un paziente malato. 20 giorni significa un termine idoneo, nessuno chiede verifiche superficiali, nessuno chiede un procedimento abbreviato, frettoloso, ma verifiche che facciano effettivamente chiarezza se quella persona ha i requisiti indicati dalla Corte. Ora la proposta di legge popolare viene rinviata in commissione. Per l'associazione Luca Coscioni, in attesa di una legge, la Giunta potrebbe stabilire con una delibera le procedure per fornire tempi certi nelle risposte alle persone malate. Dopo il Veneto, la lotta dell'associazione Luca Coscioni continua e domani verranno inoltre depositate le firme anche in Lombardia. Intanto in Veneto i comitati continuano nella loro campagna di informazione. Ripartiremo da dove non ci siamo mai fermati, cioè dando informazioni su tutti quelli che sono i diritti nel fine vita, proprio anche sulle cure palliative, che tanto ieri sono state citate come una misura opposta alla richiesta di accesso all'aiuto medico alla morte volontaria. Le cure palliative non sono questo, e l'associazione Luca Coscioni, anche tramite il servizio del numero bianco, con i volontari anche del comitato promotore, è da anni che dà informazione proprio sulle cure palliative. Mi chiedo se lo stesso faccia anche la nostra classe politica. Così i promotori, ma a livello politico è il caos, tante le fibrillazioni all'interno del centrodestra, iniziate stamane con una dichiarazione del ministro Salvini, segretario della Lega: se fossi stato in Consiglio regionale avrei votato no, di fatto, ha detto Salvini in una trasmissione televisiva, e molti l'hanno letto come un attacco frontale a Luca Zaia. La vita va tutelata dalla culla alla fine. In Consiglio regionale hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch'io in quel senso lì. Sono parole inequivocabili quelle che Matteo Salvini pronuncia di primo mattino in una trasmissione televisiva della TV di Stato, commentando l'esito della votazione che di fatto ha messo sotto Luca Zaia sul tema sensibile del fine vita. La Lega non è una caserma, c'è libertà di pensiero, per me è bene che sia finita così, ha scandito Salvini, segnando comunque un solco profondissimo con il governatore veneto, che fin dall'inizio ha sostenuto la battaglia popolare per una legge regionale che regolasse il suicidio medicalmente assistito. È una pratica che c'è già, ipocrita negarlo, ha ribadito Zaia stesso in giornata. I leghisti contrari, di fatto la maggior parte, esultano, seppure nelle dichiarazioni pubbliche si facciano molte premesse. Non vogliamo far passare
il principio o l'ideologia dello scarto, che chi non è più utile in questa società, l'alternativa è il suicidio medicalmente assistito. Questa non è una nostra competenza, noi non possiamo avere 20 regioni con 20 leggi che vanno a regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Stiamo parlando di un diritto fondamentale e quindi in quanto tale è un qualcosa che va legiferato a livello nazionale. Diciamo, è una parentesi di questa legislatura, ma io non ne farei un caso politico. Era sulla linea di Zaia e quindi per il sì Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo leghista, che cerca di tenere la barra dritta nella laguna in tempesta. Non c'era nemmeno un vincolo di maggioranza, quindi anche tra alleati ci siamo sempre detti che su questo ogni gruppo avrebbe potuto votare come voleva. Quindi sinceramente non vedo grandi ripercussioni, non vedo grandi problemi per quello che riguarda la maggioranza, soprattutto considerando appunto che è un progetto di legge esterno. Da Treviso Mario Conte sembra avere maggiore serenità di giudizio, difende Zaia e passa la palla a Roma. Vedere Zaia sconfitto? Francamente no, io credo che Zaia abbia avuto il merito e il coraggio di aprire una discussione che dovranno aprire anche tante altre regioni, ma soprattutto che stimola il governo ad aprire una riflessione a livello nazionale. Nelle frizioni interne al Carroccio si insinua il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che usa il carico da 90. È stata una forzatura la sonora bocciatura, il sigillo politico istituzionale a questo errore di Zaia. Le parole di Tosi: non cita Zaia ma rivendica lo stop alla proposta Luca De Carlo, che ormai tutti danno come possibile candidato meloniano alle regionali 2025. Fratelli d'Italia sin da subito ha manifestato la sua contrarietà sia sul metodo che nel merito del provvedimento, chiedendo di concentrarsi di più sulla cura della vita e quindi sulle cure palliative, piuttosto che abbandonarsi alla logica della cultura dello scarto. E poco fa è stata diffusa questa nota, la vediamo dal sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto. Ribadiamo e confermiamo ancora di più il nostro sostegno al presidente Luca Zaia, tranquillizziamo tutti che su questo la maggioranza oggi è ancora più compatta. Chi lo dice lo dicono i consiglieri leghisti che di fatto ieri sera hanno votato no. Come vedete si tratta di un comunicato stampa molto lungo firmato in calce da tutti i consiglieri leghisti che non hanno di fatto avallato la linea Zaia sul suicidio medicalmente assistito. Anche questo è sintomo di un clima politico specifico, ma se Sparta piange, Atene non ride, perché anche il centrosinistra sul tema del fine vita non si è dimostrato compatto. Esplode il caso Bigon. Io credo che apra un problema politico dentro il partito e dentro anche il gruppo. Noi abbiamo dato un'indicazione sia condivisa con la segreteria nazionale e quella regionale. Ma che conseguenze ci possono essere per Bigon? Flash, la prego. E ci riuniremo a brevissimo come gruppo e le valuteremo insieme. Le ore febbrili nel gruppo del PD in regione prevedono a stretto giro una riunione che dovrebbe coinvolgere anche il segretario regionale Andrea Martella, nel mirino Anna Maria Bigon, e le conseguenze potrebbero essere molteplici e anche pesanti, come una sanzione disciplinare, dalla sospensione addirittura all'espulsione. Va da sé che la discrezionalità è molto ampia e prevede anche semplicemente un chiarimento seppur duro o un richiamo, ma non è escluso nulla perché il danno politico il PD lo ha accusato tutto. Quella del voto poteva essere, politicamente parlando, la giornata perfetta per i Dem veneti, con Zaia messo all'angolo dai suoi e il centrodestra spaccato. Invece non si parla soltanto di questo, anzi, il nome di Anna Maria Bigon rimbalza a livello nazionale, vedi alla voce fuoco amico, perché la sua presenza in aula con astensione al voto è stata di fatto l'arma per bocciare la legge sul fine vita. La diretta interessata sa bene in quale situazione si trova, ma resta ferma sul suo atto. Che il Partito Democratico ha anche uno statuto che prevede la libertà di coscienza, cosa che avevamo previsto e concordato su questi temi, insomma, per cui dopodiché se il partito prende questa decisione me ne assumo la responsabilità senza alcun problema. E ribadisce. L'altro aspetto fondamentale è che nel momento in cui noi andiamo ad aprire e quindi a predisporre un progetto di legge, questo deve essere di competenza nazionale, non sicuramente regionale. Io credo che un conto sia la legittima volontà di esprimere la propria opinione nella libertà di coscienza, un altro conto sia ignorare quanto questo elemento impatti sulla vita delle persone. La consigliera Bigon avrebbe potuto
serenamente affermare la propria contrarietà al progetto di legge in diversi modi, senza essere determinante per affossare la legge. Il problema sta tutto lì. Sarebbe bastato far capire il PD che Bigon non partecipasse al voto, esprimendo così la sua contrarietà, ma non influendo sul quorum dei votanti. La sua astensione in presenza invece ha fatto in modo che si arrivasse al 25-25 che, norma alla mano, ha rimandato la proposta in commissione. Che nel partito il clima sia in ebollizione lo dimostra anche l'annuncio di Jonathan Montanariello ieri sera a Focus, un altro colpo per il partito. Io ho subito rassegnato le dimissioni da vice capogruppo. Chiedo con le mie dimissioni, insomma, che venga aperta una riflessione interna a ogni livello. E non è solo questione di numeri e quorum, dice Montanariello. La legge serviva per disciplinare dei tempi, non doveva essere ideologica. Non si parlava di fine vita sì o fine vita no, bastava vedere e leggere anche il testo. Si parlava di regolamentare una pratica medica e farmaceutica già prevista. Insomma, all'indomani del voto sono in tanti a doversi leccare le ferite. Parliamo di sport. Il rugby, i Leoni del Benetton sono tornati a lavorare presso la Ghirada dopo la netta vittoria di venerdì scorso a Newcastle. Sabato pomeriggio i biancoverdi torneranno in campo per il quarto e ultimo turno della Pool B di Challenge Cup. Il Benetton Rugby, tra le mura amiche di Monigo, ospiterà i francesi del Montpellier. Sentiamo come si prepara al match la squadra nelle parole di Alessandro Garbisi. Sicuramente l'attacco nelle ultime settimane è andato bene, stiamo sfruttando molto di più le opportunità che riusciamo a creare, quindi una volta che entriamo dentro i 22 o comunque nella metà campo avversaria riusciamo a essere efficaci, riusciamo a concretizzare molto e quindi questo è un grande passo in avanti che stiamo riuscendo a fare anche rispetto all'inizio della stagione che magari eravamo un po' meno efficaci. Dovremmo iniziare meglio la partita, con Newcastle abbiamo preso un po' la loro pressione, forse l'abbiamo un attimo sottovalutata all'inizio, cosa che non dovrà succedere sabato contro Montpellier, quindi dovremo essere pronti dal primo minuto e fare una partita solida per tutti gli 80 minuti. Loro sono una squadra molto fisica, quindi a questo punto dovremo portarlo anche noi, molta fisicità, e poi anche sono molto disciplinati sul gioco al piede, cosa che vogliamo essere anche noi, quindi sicuramente sarà una battaglia fisica ma anche tattica. Quello che vogliamo è passare il girone da primi e penso che sia quello che vogliono anche loro, quindi vediamo cosa succederà sabato. E noi adesso andiamo a Belluno. In apertura della cronaca dal bellunese, il tavolo di lavoro in provincia sulla presenza del lupo, in particolar modo in Alpago, terra dalla quale recentemente è partita una vera e propria richiesta d'aiuto. Presente l'assessore regionale Cristiano Corazzari, tutti gli aggiornamenti nel servizio di Tiziana Bolognani. Comuni di Alpago, Chiesa e Tambre, Polizia Provinciale, Coldiretti, consulenti tecnici della provincia e della regione. Tutti al tavolo organizzato a Palazzo Piloni sulla questione lupo, la cui presenza nella terra, patria del celeberrimo agnello Presidio Slow Food, negli ultimi mesi ha creato problemi pesanti di serenità dei cittadini e di sicurezza degli allevatori e delle attività ad essi connesse. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti per dare delle risposte ai nostri cittadini. È stato certificato che il nostro territorio non è come gli altri, abbiamo una predazione molto più importante e quindi è necessario innanzitutto studiare a fondo il nostro territorio e in base a quello dopo azionare delle misure specifiche che vadano a ridurre e vadano incontro a tutte quelle esigenze che i nostri allevatori e i nostri cittadini hanno manifestato finora. Al tavolo l'assessore regionale Cristiano Corazzari, consapevole della necessità di dare una risposta urgente, specie al territorio alpagotto dal quale le proteste non sono mancate. Dobbiamo però essere chiari con i cittadini e con tutti. Oggi il lupo è una specie che, pur essendo in forte espansione, pur essendo diffusa in tutto il paese, in tutta Italia, gode della protezione massima da un punto di vista delle direttive europee, quindi non è consentito in nessun caso l'abbattimento di queste specie e ogni attività
deve essere previamente autorizzata. Esclusi perciò piani di abbattimento con limitazioni a quello previsto per la dissuasione, per intenderci l'utilizzo dei pallini di gomma. Qualche lupo ha fatto predazioni eccellenti, quindi il tema si è risvegliato anche a livello europeo, detto Corazzari. Un tema che invece è sollevato da anni da tutte le regioni, da noi come Veneto, ma da tutti i colleghi delle altre regioni, e non vi è mai stata una risposta. Oggi pare che si siano aperti degli spiragli per declassificare il livello di protezione. Riteniamo che questo sarebbe assolutamente opportuno, perché non vi è nessuna base scientifica oggi per poter considerare il lupo una specie a rischio di estinzione. Di tutt'altro valore la questione della serenità dei cittadini. Quelli dell'Alpago nei mesi scorsi addirittura invitati a non uscire di sera. Ci sono stati recentemente anche alcuni casi, però vanno circostanziati, quindi bisogna fare, per esempio, non bisogna abbandonare rifiuti animali, non bisogna abbandonare cose che possano attirare ovviamente questi lupi all'interno dei nostri centri abitati. Poi, se il lupo si avvicina al centro, è chiaro che si cercherà di trovare delle soluzioni, magari attraverso un protocollo specifico, per far sì che questi lupi vengano allontanati. La cronaca giudiziaria ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa all'automobilista padovano che alle 6:20 del mattino del 17 luglio del 2022, dopo aver invaso la corsia opposta alla guida, investì uccidendolo il 29enne cadorino Nicola Valmassoni, che sopraggiungeva in sella la sua Ducati Monster. Lo schianto accade lungo la Lemagna all'altezza dell'uscita della Galleria Termine. L'udienza si è tenuta a Belluno, il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dal legale dell'imputato e deciso per la pena accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno. I familiari del ragazzo, assistiti dagli specialisti di DGS e risarcimento danni, hanno dato mandato di avviare la causa civile per ottenere il giusto risarcimento del danno. Ci vorrebbero provvedimenti più severi, ha detto a nome dei familiari il fratello di Nicola Valmassoni. A noi Nicola non ce lo darà indietro nessuno. Queste le parole dunque del fratello del giovane morto appunto il 17 luglio del 2022. I temi amministrativi. Il Presidente della Provincia ha firmato questa mattina il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio provinciale. La data fissata è quella del prossimo 16 marzo, di conseguenza l'obbligo per la presentazione delle liste è indicato per il 24-25 febbraio, sempre Bolognani. Il prossimo 16 marzo dalle 8 alle 20 si voterà per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno, che è ancora ente di secondo livello, e dunque, secondo la legge del Rio, alle urne potranno recarsi solo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Il decreto di indizione delle elezioni, che in una sorta di election day coinvolgerà anche le province di Padova e di Verona, è stato firmato questa mattina dal presidente Roberto Padrin. Avevamo 2 scelte, quella di poter aspettare la fusione dei comuni di Querovasse e Alano di Piave, quindi poter andare nella tornata diciamo così di fine luglio, oppure rispettando la legge attuale, la situazione attuale, poter andare entro il 18 di marzo. Si è preferito a maggioranza optare per la data di marzo. Dopo le interlocuzioni con i segretari di partito, Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedevano il posticipo a luglio e gli attuali consiglieri provinciali. Il voto però per la contemporanea pubblicazione sul BUR della nascita del nuovo comune di Sette Ville farà decadere la consigliera Serenella Bogana, attuale sindaca di Alano di Piave. Io la ringrazio per tutto ciò che ha fatto in questi anni. Io e lei abbiamo convissuto dagli inizi della Del Rio, quindi dal 2014, questo percorso fianco a fianco, e nonostante ogni tanto ci siano state anche delle vedute diverse, devo dire che ha lavorato con veramente grandissimo impegno e grandissima passione. Il posto di Serenella Bogana sarà surrogato dal primo dei non eletti nella sua lista, Massimo Bortoluzzi, già consigliere provinciale in quota Lega, oggi Fratelli d'Italia. In forse il futuro di Padrin, che attualmente si avvia a concludere il suo secondo mandato da sindaco di Longarone e il cui futuro potrebbe dipendere dal via libera al terzo mandato. Resta il cruccio per una legge che ha tolto dignità e forza alle province, che chiedono a gran voce di tornare all'elezione diretta. Sembrava che quest'anno fosse l'anno buono, invece purtroppo è stata ancora ulteriormente rinviata. C'è bisogno di dare stabilità però a questo ente, un ente di riferimento soprattutto in un territorio montano come quello della provincia di Belluno. Una provincia serve, è fondamentale, e mi auguro veramente che in questi anni, nei prossimi anni, oltre al ritorno dell'elettività, ritornino anche quelle risorse indispensabili per poter attuare dei servizi a favore dei nostri cittadini.
Una nevicata attesa per nulla eccezionale, poco più di una spolverata nelle vallate bellunesi, che però ha creato disagi causati dal fondo stradale insidioso come non mai. D'altra parte l'ARPAV, sin dalle prime avvisaglie dell'ingresso della perturbazione, aveva informato sulla possibilità che a far capolino fosse il fenomeno del cosiddetto gelicidio, e così è stato soprattutto nel Feltrino. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Feltrina Carpenna per recuperare un mezzo pesante in difficoltà. L'inconveniente ha causato la chiusura della 348 per circa un'ora nel pomeriggio per consentire ai pompieri di rimettere il tir in carreggiata. Qualche rallentamento è stato segnalato sulla sinistra Piave dal ponte di Fener a Lentiai. ARPAV segnala inoltre un pericolo valanghe moderato di grado 2, così sul fronte meteo. Partire dalla famiglia per costruire il futuro di una società più unita e meno individualista, e questo è il fulcro del convegno organizzato dal Comune di Belluno per il prossimo 27 gennaio, giornata della memoria, tema sociale indirizzato agli studenti delle scuole superiori per riflettere sulla famiglia al centro di solidarietà e memoria. Oltre all'ambito familiare, l'evento sarà occasione per valorizzare e promuovere il ruolo e le attività delle oltre 200 associazioni di volontariato che operano in provincia di Belluno e per sensibilizzare i giovani rispetto alle maggiori criticità del territorio montano, in particolare riguardo alla denatalità e allo spopolamento. Appuntamento quindi al Teatro Comunale il 27 di gennaio a partire dalle 9:30 con questa iniziativa. Io non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né da Treviso né da Belluno, e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Temporaneo miglioramento del tempo. Giovedì 18 gennaio, breve tregua in attesa di nuove piogge. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso fino alle prime ore del mattino, sarà possibile qualche precipitazione, poi in diradamento con fenomeni via via assenti nel pomeriggio. Neve sui 1000-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature in generale aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime comprese tra 7 e 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente non mancheranno residue precipitazioni anche moderate. Incessazione a seguire, ma il cielo rimarrà coperto su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà variabilmente nuvoloso con qualche piovasco la mattina. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.